Dopo 18 anni da quel terribile giorno siamo stati invitati alla cerimonia in memoria dei caduti di Nassiriya organizzata dall'ex comandante dei Carabinieri Ultimo e dall'ex comandante dei Carabinieri Alfa. Una cerimonia nell'estrema periferia romana, molto commovente, intensa, lontana dalle istituzioni e dalla politica. Infatti a dare voce sono stati i sentimenti, i ricordi dei familiari, dei colleghi, degli amici e di tutti coloro che con i loro racconti hanno permesso di far rivivere chi quel giorno ha sacrificato la propria vita per portare la pace al popolo iracheno. A questa alta autorità gli chiediamo scusa per l'indifferenza di tanti, per l'insensibilità di tanti, ma siamo qui a ribadire che insieme a loro abbiamo raccolto le uniformi dei nostri caduti. Non li celebriamo, noi raccogliamo quelle uniformi, quelle ferite, quei corpi e riprendiamo e riportiamo avanti quella stessa battaglia. Perché è il destino dei carabinieri e la forza dei carabinieri è l'amore che c'è stato prima e che c'è ancora in quelle case, ma dobbiamo onorarle e oggi lo stiamo facendo. Oggi c'è un presidente di municipio, un presidente di municipio, uno è venuto qui accanto a noi. Ringrazio i nostri amici zingari che sono qui con la bandiera degli zingari a rendere onore ai nostri caduti. Gli zingari, quelli che rovistano nei cassonetti, quelli che chiedono l'elemosina in maniera insistente, quelli che a volte depredano perché hanno fame. Loro sono qui con la loro bandiera. E quindi per me è una giornata triste, ma allo stesso tempo sono felice perché vedo tanta gente che si ricorda ancora di questi eroi. Io vorrei che tutti i giorni si pensasse a queste persone, non solamente il 12 novembre. Non sono arrabbiato, non come Sergio, noi abbiamo le spalle larghe, Sergio, anche se ci attaccano non andiamo diritti. Questo sulla mia destra è il monumento dedicato ai caduti di Nassiriya, qui all'interno della tenuta della Mistica. Ciao Mosca, come stai? Ciao. Adesso abbastanza bene. Sono passati 18 anni da quel tragico giorno fatale. È passato un po' di tempo, però il ricordo è indelebile. Un giorno che non ne dimenticherò mai. Tutti i colleghi che sono morti, era il mio contingente e li ricordo sempre con affetto. Devo dire in particolare Domenico in Travaglia, la puntata di Palermo, che 4-5 minuti prima dell'esplosione stava con me. Ti faccio i miei onori. Ti ringrazio. Grazie mille. Ciao. No, grazie. Ricordiamo insieme alle famiglie dei carabinieri caduti, dei militari caduti, dei civili caduti, ricordiamo un dolore e vogliamo che da questo dolore portare avanti un discorso di fratellanza, di lotta per la civiltà, per la dignità di tutti gli esseri umani, e lo vogliamo fare insieme a queste famiglie, per dirgli che gli vogliamo bene, per dirgli che sono l'autorità più grande che esiste in questo paese. Chi vive nella storia non è mai morto. Come si sente lei a distanza di 18 anni da quel tragico evento?
Mi sembra proprio che questa cosa che lei ha detto sia vera, perché mio marito non è mai morto. Infatti è nella storia, si vede sempre, anche oggi, stasera stessa è stato nominato tantissime volte, lo ricordiamo, ci sono strade, scuole, eccetera, che ricordano con anche altri, oppure soltanto lui. In ogni modo, ripeto, il suo nome penso che durerà nel tempo, non sarà mai morto. Dire grazie, far sentire un amore grande a queste famiglie, a questi figli, a queste spose, a queste mamme che sono rimaste sole. I ragazzi non sono morti, sono sempre con noi perché comunque vengono ricordati costantemente. Oggi più che mai c'è stata anche una bella sorpresa, chiamiamola così, perché è intervenuta anche l'ambasciatrice irachena ed è significativa per noi e questo ci rende molto orgogliosi anche di essere mogli di questi ragazzi che hanno dato la vita per il bene della nostra Italia. Io avevo appena 4 anni, ero molto piccola, infatti i ricordi sono pochi, quasi nulli, però devo dire che conoscendo molte persone anche qua stasera, il comandante Alfa appunto diceva che conosceva mio papà e mi ha raccontato appunto di lui, di come era Nassiriya, e quindi io sono riuscita a costruirmi la figura di mio papà attraverso le parole degli altri, e sono parole che non possono essere altro che parole di orgoglio, parole di forza, di un papà amorevole che c'è sempre stato, che è andato in terra irachena e ha cercato di portare quel bene che trasmetteva a noi, ha cercato di portarlo in terra irachena, e io non potrei essere più orgogliosa di questo, anche perché io porterò sempre avanti il suo nome, il ricordo di tutti, anche di tutti gli altri caduti, e io spero che appunto lui possa essere orgoglioso della persona che sono diventata, che se sono diventata la persona che sono è grazie comunque ai valori che comunque mi ha trasmesso anche da distante, ma allo stesso tempo vicino, e quindi spero sia orgoglioso di questo, ecco. Ti ringrazio e ti faccio un in bocca al lupo per tutto il resto della vita. Grazie mille, grazie. Grazie signore. Grazie a voi, grazie a voi. Voi siete l'autorità più alta in questo paese. Non c'è nessuno che ha un livello gerarchico superiore a voi, all'amore che avete nel cuore, a come avete reagito al dolore, a quello che rappresentate e che siete. Voglio dire grazie per come siete rimasti nell'umiltà, nella semplicità, a differenza di tanti altri che invece hanno sfruttato le disgrazie per fare carriera. Questo vi fa onore. Chiunque tocca uno di voi è come se tocca a noi, e soprattutto a dirvi che noi rivendichiamo tutto quello che voi farete nel bene e anche nel male. Vi volevo dire grazie di quello che siete. Grazie tanto. No, dei vostri mariti io li ho conosciuti, Cavallaro perché l'ho visto più spesso, Enzo perché è nel mio cuore, siamo stati 50 anni insieme, e quindi come si fa a dimenticare Enzo? Era sempre vestito elegante, faceva la differenza, Enzo era una cosa, e era molto goliardico, ci faceva un mare di scherzi. Questa strage di Nassiriya, secondo lei, si poteva evitare? Ma vede, col senno di poi tutto si poteva evitare. I nostri superiori hanno trovato la soluzione, abbiamo cambiato la base. Gli italiani sono stati ben voluti sempre in queste missioni umanitarie, no? Stiamo perdendo un po' di questo patriottismo, dovremmo andare nelle scuole come faccio io e come spero che lo facciano tanti, perché è nelle scuole che si vince, la cultura comincia nelle scuole, li dobbiamo abituare da piccoli a fargli capire cosa significa essere italiani. Dobbiamo cercare di ritirar fuori a questi ragazzi che stanno perdendo questo senso di patriottismo, di essere orgogliosi di essere italiani. Questo ufficio è tappezzato di foto, di ritratti del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Comandante Alfa, che cosa rappresenta per lei? Per me rappresenta il mio eroe, il mio incentivo. Io ho seguito sempre le orme sue, insieme a Borsellino e a Falcone sono quelli che realmente mi hanno seguito nella mia vita professionale. Il generale Dalla Chiesa è il comandante di tutti quelli che combattono sulla strada, sulla frontiera, è il comandante che sta davanti e guida la lotta, non sta alle spalle a colpire i combattenti, come fanno tanti altri, e non lo commemoriamo, lo facciamo vivere nelle nostre azioni ogni giorno.
E non è un caso che siamo qua io e il comandante Alfa. Chi combatte, punto, non vogliamo niente, non abbiamo mai voluto niente al di là del combattimento, e quindi questo è un esempio per i più giovani. Vogliamo dirgli ai più giovani di non sentirsi soli, di combattere, di non sottomettersi, di credere nei propri ideali, nell'uguaglianza, nella fratellanza. Voi siete la testimonianza di che cos'è la forza.